I vigneti del Prosecco DOC si trovano questi giorni nelle fasi di invaiatura. Le varietà precoci come Chardonnay e Pinot hanno generalmente terminato questo processo o sono in procinto di farlo, mentre il Glera può trovarsi a seconda delle diverse zone della denominazione o nelle prime fasi, quindi con i primi racimoli nella parte centrale del grappolo che iniziano il processo del softening, oppure possono trovarsi in stadi di invaiatura più avanzati, dal 30 al 50 all'80% degli acini invaiati. Si segnalano due criticità riscontrate nell'intera denominazione: la siccità e quindi lo stress idrico e la flavescenza dorata, quindi questa malattia epidemica, come avevamo già anticipato nelle precedenti fasi fenologiche. Lo stress idrico è stato generalmente gestito grazie agli interventi di irrigazione di soccorso, sebbene nelle ultime 2 settimane, in particolare negli ultimi 8-10 giorni, si stanno riscontrando dei sintomi da stress idrico leggermente più evidenti. Per quanto riguarda la flavescenza dorata, i viticoltori sono intervenuti con gli estirpi delle piante sintomatiche e con gli interventi di lotta obbligatori come decretato dalla Regione. Per quanto riguarda lo stato fitosanitario, l'uva è generalmente sana. Come ovviamente si può immaginare, grazie a queste condizioni climatiche sono molto rare le infezioni da peronospora e sono leggermente di più quelle da oidio, proprio per appunto queste condizioni climatiche che sono avverse alla peronospora, meno all'oidio. La produzione, come anticipato nelle precedenti fasi, è buona e quindi ci avviamo adesso nella fase della maturazione e poi successivamente alla vendemmia. Le due criticità, come ho detto prima, che rimangono sul territorio sono la siccità e quindi la gestione dell'irrigazione e delle risorse idriche, e sicuramente quello della flavescenza dorata, che richiede tutta l'attenzione dei viticoltori, che devono continuare a monitorare i loro vigneti per la presenza delle piante sintomatiche e il monitoraggio dell'insetto vettore.